Allora, a Cittadina si è passata a Nazareno, non eravamo tanto a scuola, Nazareno era un paese che se ne moriva tanto, eravamo 9, 10, 12 o più. E a mattina i tre più maggiori, Blanchetta Borese, Jean-Claude Vratedo ed io, eravamo incaricati di aprire la scuola e di vovo. A parte questo, a Cittadina corriamo in tutti quei godetti, facciamo i capanni in caviletta e eccoci come dire a Cittadina. Oh, c'è molte cose che si possono regrettare. C'era per esempio il fatto che tutte le case erano a parte e noi zittiti andavamo da una casa all'altra e andavamo dappertutto. C'era di noi il fatto che i vecchi ci davano i consigli e poi ci contavano, c'era qui di cane per terra di 14, qui di cane ce n'era che erano stati in Cina, il povero babbo ed era stato prigioniero dei giapponesi e ne ha visto quante donne poteva avere e faccio che tutto questo affare qui che faceva a nostra vita tanto. Quando babbo è stato prigioniero dei giapponesi, era ufficiale all'effettivi e allora il generale giapponese l'ha fatto porre questione ante gli effettivi e babbo l'ha mandato a promenare. Ha detto che se era su piazza se lo diceva qualcosa. A sapere che ha fatto il generale? Un affare. Ha figliolato un uomo, ha detto per te, Corse. Oui, patria di Napoleone, Champagne. Ha detto dopo Champagne non è pagato caro, ma andando avanti ha riconosciuto il coraggio dei prigionieri che c'erano. Non credo mica, c'era di buono o di malo, voglio dire, quando le enti dicono i primi anni si tenevano i cari, dove si tenevano i cari? Si pigliavano a fucilate, c'erano i vendetti, c'era quanto ente non si parlava mica a pattontigli. Allora, cioè vedi cose che so, il passato ci ho pigliato come tu è, non c'ho mica fanni un modello perché un modello non ce n'è mica, un modello è qui dove noi ci vediamo ognuno oggi. Un messaggio per a noi sarebbe di né di tagliare radiche, perché senza radiche un albero non cresce mica, né di tenere unicamente radiche, perché se non c'è mica il fusto dell'arburatura, l'arbore se ne muore. Dunque c'ho due, c'ho a figlio del passato, non c'ho mica viaggiare figliolendo il passato, è come se quando dice in vettura, figliolendo da ritto.